Gentili telespettatori e appassionati di ciclismo, la più cordiale buonasera dalle strade del ciclismo riservata alla categoria giovanissimi con il quarto trofeo Ginesi Gianfranco. Ci troviamo nella periferia della città di Massa per questa manifestazione organizzata dal Velo Club Carrara 1961, il primo atto di una 2 giorni interamente dedicata al ciclismo giovanile che proseguirà nella giornata successiva con la quinta edizione del trofeo Contatto Pubblicità riservato alla categoria esordienti. Da ricordare la partecipazione a fianco degli organizzatori della Unipol SAI Assicurazioni, l'agenzia a Carrara, dello studio d'arte Cave Michelangelo Marmi Barattini, Carlo e Raffaella Pronto Moda, Matteo Moda, l'arderia La Stazione di Colonnata di Guadagni Bruna, Edilizia San Mattei e CIN Costruzioni e Ristrutturazioni Edili, l'Anteas Cisl Massa, la VT System SRL, la Eco Impianti di Geraci Impianti Elettrici, la Conad City Castagnara a Massa. Intanto gli atleti stanno ultimando le ultime preparazioni prima del via. Ovviamente si partirà con la categoria G1, quindi atleti di 7 anni di età, per poi proseguire con le altre categorie fino alla G6, vale a dire gli atleti che nel 2014 compieranno o hanno già compiuto 12 anni di età. Una buona riuscita per la manifestazione, graziata anche dalle condizioni atmosferiche. Infatti fino a poche ore prima della partenza il brutto tempo aveva fatto pensare al peggio, invece poi ha fatto capolino il sole tra le nuvole, quindi la prova si disputerà al meglio. È questo il primo di un serio impegno organizzativo del Velo Club Carrara, che inizia quest'oggi, prosegue poi con la gara di domani riservata alla categoria esordienti e poi si concluderà il 13 luglio con un'altra prova riservata alla categoria esordienti, il trofeo Falorni giunto alla 48esima edizione ed il trofeo Musetti della 12esima edizione. Intanto, come vedete, qualche sprazzo di sole ha già asciugato in parte il fondo stradale di questo circuito che praticamente si snoda di fronte alla Contatto Pubblicità, che sarà il main sponsor della gara di domani, quella riservata alla categoria esordienti. Intanto si inizia con le prime categorie che sono già disposte in griglia, stanno lasciando la zona di partenza. Sono i ragazzini della categoria G0 i primi che prendono il via, categoria non competitiva questa, che però, come sempre spesso accade, viene fatta partecipare alle manifestazioni così per aprire questa gara. Intanto gli atleti che stanno concludendo la prova, vedete c'è l'applauso del pubblico presente quest'oggi, numerosissimo come spesso accade nelle gare dei giovanissimi. Sono i ragazzini che vestono la maglia del Velo Club Carrara che stanno concludendo la prova e adesso conclude anche questo ragazzo, quindi è archiviata questo primo atto, diciamo così, della giornata con la categoria G0 e passiamo a quella che è la categoria G1 con gli atleti che stanno misurando i rapporti, come sapete rapporti controllati per questi ragazzi. Nel frattempo io vi ricordo ancora che stiamo seguendo le immagini del quarto trofeo Ginesi Gianfranco, organizzazione a cura del Velo Club Carrara 1961, che si avvale del supporto della Unipol SAI Assicurazioni, agenzia di Carrara, della studio d'arte Cave Michelangelo Marmi Barattini, Carlo e Raffaella Pronto Moda, Matteo Moda, l'arderia La Stazione di Colonnata di Bruna Guadagni, edilizia Ser Mattei e Company Costruzioni e Ristrutturazioni Edili, l'Anteas Cisl Massa, la VT System SRL, la Eco Impianti di Geraci Impianti Elettrici, la Conad City di Castagnara Massa. Intanto partiti i ragazzi della categoria G1
Elisabetta Fambrini, giudice di arrivo quest'oggi, già esposto il cartello che segnala l'inizio dell'ultimo giro. Infatti gli atleti della categoria G1 sono stati 10 gli atleti che hanno preso il via tra i maschi, uno invece la ragazza che ha preso il via. In totale sono stati 120 gli atleti partecipanti quest'oggi in rappresentanza di 11 formazioni. Un buon risultato se si considera che fino a qualche ora prima della partenza stava piovendo. Questo potrebbe aver sicuramente scoraggiato molte delle formazioni. Intanto siamo alla conclusione della prova. Il vincitore è Lorenzo Bertuccelli della Regolo Cinquale Pontremolese. Per quanto riguarda il secondo posto conclude adesso Gabriel Del Carlo della Velo Club Coppi di Lunata Altopac. In terza posizione invece Massimo Pasquetti del pedale canellese, quarto Daniel Martinelli, quinto Michael Ingrassia. Tra le ragazze il successo di Sonia Fioravanti del Velo Club Carrara 1961, che è anche la società organizzatrice. Facciamo concludere la prova a questi ragazzi. Vedete il colpo d'occhio importante sulle transenne, ottima la partecipazione di pubblico, le famiglie e gli appassionati che hanno raggiunto la zona della gara per questo circuito che misura praticamente 1 chilometro a giro e che vedrà impegnati gli atleti dalla G1 alla G6. Ovviamente aumenteranno il numero delle tornate. Abbiamo appena assistito alla prova della G1 che si è svolta sul tracciato che prevedeva 2 giri. Nella categoria G2 le tornate saranno 4. Intanto uno sguardo agli atleti prima della partenza, i momenti che precedono il via della corsa, con le ultime raccomandazioni da parte dei direttori sportivi e dei genitori di tutti gli appassionati che sono al seguito di questa categoria. Sta per partire la prova della categoria G2. Vi ricordo ancora una volta, quarto trofeo Ginesi Gianfranco, è il primo atto di una 2 giorni interamente dedicata al ciclismo giovanile. Infatti a meno di 24 ore di distanza da questa prova si svolgerà la quinta edizione del trofeo. Contatto pubblicitario riservato invece alla categoria esordienti primo e secondo anno. Saranno 2 gare distinte che andranno a chiudere questa bella 2 giorni organizzata dal Velo Club Carrara. Per quanto mi riguarda posso dirvi di rimanere in contatto sulle nostre frequenze, perché al termine della prova riservata ai giovanissimi, dopo un piccolo break pubblicitario, andrà in onda proprio la prova degli esordienti, quindi il quinto trofeo contatto pubblicità. Intanto si allunga il gruppo dei partecipanti alla categoria della G2, partenza velocissima. C'è questo piccolo tratto in leggera salita, sono appena 30 metri, che però per questi ragazzi può rappresentare anche il motivo per cercare di fare ancora meglio in questa gara, che vi ricordo, per quanto riguarda la categoria G2, quando siamo al suono della campana, misura 4 tornate, ovvero 4 km. E noi a questo punto ci apprestiamo a seguire l'epilogo della prova riservata alla categoria G2 dopo il successo nella G1 di Bertuccelli. Ancora un atleta della Regolo Cinquale Pontremolese, vale a dire Thomas Mosti, che va a vincere davanti a Fabio Del Medico, Leonardo Sica in terza posizione, quarto è Gabriele Verdiani, quinto un alfiere della Velo Club Carrara 1961, Cristian Guadagni. Tra le ragazze era nutrita la partecipazione in questa categoria, erano ben 5 le atlete alla via. Il successo è andato a Martina Castagna della Regolo Cinquale, seconda Rebecca Poli del pedale Pietrasantino, terza Melanina Addi, quarta Federica Magri e quinta Maia Duccini. Questo l'epilogo anche per quanto riguarda la categoria G2, sia maschile che femminile. E a questo punto, mentre intravediamo Cesare Cipollini, che proprio in questa categoria ha motivo di porre la sua attenzione, in quanto suo figlio Edoardo Cipollini prenderà il via in questa prova con la maglia della Carube Progetto Giovani. E noi andiamo a dare uno sguardo agli atleti che si stanno preparando alla partenza. In questa categoria saranno 17
i maschietti al via, 5 le femminucce, quindi anche in questo caso un bel successo di partecipazione. 6 tornate, quindi 6 km per questi ragazzi che lasciano la zona della griglia di partenza e iniziano la loro corsa verso il traguardo. Io ne approfitto di questa fase in cui stiamo seguendo la categoria G3 per ricordarvi i partner a fianco dell'organizzazione, a partire dalla Unipol Sai Assicurazione, agenzia Berti Lorenzi Chiaratelli a Carrara, Studio d'Arte Cave Michelangelo Barattini Marmi, Carlo Raffaella Pronto Moda Matteo Moda, Larderia La Stazione di Colonnata di Bruna Guadagni, Edilizia Sermattei e Company Costruzioni e Ristrutturazione Esili, Anteas CISL Ammassa, la VT System SRL, Eco Impianti di Geraci Impianti Elettrici, la Conad City Castagnara a Massa. Intanto con le immagini stiamo seguendo ancora la prova riservata alla categoria G3 per questi ragazzi, come vi abbiamo già detto in programma, 6 giri del circuito che misura circa 1 chilometro a tornata, quindi per questi atleti 6 km sarà l'impegno e come vedete c'è stata una bella selezione. Andremo a vedere chi saranno i protagonisti di questa prova, della prova riservata alla categoria G3, terza prova di giornata. Infatti poi seguiranno gli atleti delle categorie G4, G5 e G6. Intanto il pubblico attende l'epilogo della prova che si sta concludendo, pubblico come abbiamo visto anche in precedenza di molto numeroso. Tanto Bernardo Simoncini, che sarà direttore di corsa domani, nonché titolare della Contatto Pubblicità, è presente a bordo strada, in quanto anche lui quest'oggi impegnato nell'organizzazione. Un bel gruppo di lavoro quello che ha organizzato questa 2 giorni. Intanto è volata per l'epilogo della prova con il successo di Edoardo Cipollini della Carube Progetto Giovani davanti a Thomas Del Frate del Velo Club Coppi Lunata Altopac, terzo Tommaso Pini Carube Progetto Giovani, quarto invece Filippo Scopsi della Fiumaretta, quinto Andrea Cima della Regolo Cinquale Pontremolese. Tra le ragazze il successo di Rebecca Tomei Carube Progetto Giovani davanti a Beatrice Marzelli della Fiumaretta, terza Giulia Maria Simionca della Pozzese. Per quanto riguarda invece la prossima gara che andremo a seguire sarà quella degli atleti della categoria G4, atleti schierati alla via saranno 18 per quanto riguarda la categoria maschile, mentre saranno 3 le ragazze alla via. Noi facciamo uno sguardo, come facciamo sempre, a tutti i ragazzi prima della partenza in griglia. Come ben sapete le griglie sono sorteggiate, quindi assegnata una posizione ad ogni atleta e poi sarà partenza tra qualche istante. 8 le tornate per questa gara, quindi 8 km, con gli atleti che lasciano la zona di partenza. Praticamente questi atleti stanno pian piano crescendo come età ma anche come chilometraggio. Si concluderà poi la gara con la categoria G6 che dovrà affrontare 12 giri. Intanto vedete che c'è una coppia che prova subito ad allungare. Andremo a vedere di chi si tratta, perché hanno subito un bel margine di vantaggio. Dietro si temporeggia un po', guardate bello il colpo d'occhio sul rettilineo pieno di gente, uno spettacolo unico che le corse giovanissimi sanno regalare agli appassionati di ciclismo, con un seguito spesso superiore alle gare riservate alle categorie maggiori, in quanto le famiglie prendono queste giornate come delle vere e proprie giornate di festa a cui assistere a queste spettacolari gare sul circuito che prevede di seguire gli atleti per più volte. Intanto si è rimescolata la situazione con sempre 2 atleti al comando che hanno praticamente fatto il vuoto, stanno doppiando via via tutti gli altri. Si tratta di Zanetti e Poli, il primo della stradella, il secondo del pedale Pietrasantino. Dietro si lotta per il terzo posto. Come vedete, avete visto in precedenza, già alcuni atleti doppiati, questo a testimonianza dell'andatura che Zanetti e Poli stanno ottenendo velocissima. Ultimo giro intanto per i 2 uomini al comando, i 2 ragazzi al comando, in quanto questi atleti della categoria G4 compieranno, hanno già compiuto nel 2014 10 anni di età, quindi sono dei ragazzini che stanno pian piano
facendo il loro approccio nel mondo del ciclismo, e chi lo sa che un domani non siano i futuri campioni di questo sport. Intanto tutto è pronto per l'epilogo, volata a 2 con Alessandro Zanetti che precede per i colori del team Stradella Tommaso Poli del pedale Pietrasantino. Terzo la volata del gruppetto vinta da Filippo Ricci, lo vedete in queste immagini, del team Stradella, davanti a Davide Leonardi pedale Pietrasantino e il suo compagno di squadra Gabriele Arcolini. Tra le ragazze la vittoria di Suami Quaroni del Regolo Cinquale Pontremolese davanti ad Angelica Biagi del pedale Pietrasantino. Terza Rebecca Tabucchi dell'Unione Sportiva Pozzese. Archiviata quindi anche la gara riservata alla categoria G4 con un bel successo di Zanetti, che ha preceduto dopo una lunga cavalcata a 2 poli. Hanno praticamente monopolizzato la gara questi due atleti, facendo letteralmente il vuoto alle loro spalle. E noi adesso entriamo nel clima della prova riservata alla categoria G5. Per quanto riguarda questa categoria sono stati 16 gli atleti maschi a prendere il via, ben 6 le ragazze, quindi un discreto successo anche per i ragazzi e le ragazze che nel 2014 compieranno o hanno già compiuto 11 anni di età. Le ultime raccomandazioni dei direttori sportivi e dei genitori che sono al seguito della gara, e gli atleti che si stanno disponendo in griglia, come avviene per tutte le categorie dei giovanissimi, griglia che viene sorteggiata nel momento della misurazione dei rapporti. Eccoli qua i ragazzi che quindi si dispongono sul tracciato. Tutto è pronto per la partenza, il nostro sguardo dentro la griglia degli atleti al via. Ultimi istanti, le ultime raccomandazioni anche da parte della giuria a questi ragazzi che saranno impegnati sul circuito, che hanno già percorso i loro compagni per un totale di 10 giri, come vedete da queste immagini, quindi circa 10 km per gli atleti della categoria G5 partiti in questo istante. Io ne approfitto per ricordarvi ancora una volta coloro che hanno sostenuto il Velo Club Carrara nell'organizzazione di questa prova: la Unipol SAI Assicurazioni di Carrara, lo studio d'arte Cave Michelangelo Marmi Barattini, Carlo Raffaella Pronto Moda, Matteo Moda, l'arderia La Stazione di Colonnata di Bruna Guadagni, edilizia Sermattei e Company Costruzioni e Ristrutturazioni Edili, Anteas Cisl Massa, VT System SRL, Eco Impianti di Geraci Impianti Elettrici, la Conad City Castagnara Massa. Intanto il gruppo procede compatto in queste prime fasi di corsa. Vediamo anche la pubblica assistenza di Carrara, che quest'oggi garantisce l'assistenza sanitaria agli atleti in corsa. Niente è stato lasciato al caso dall'organizzazione del Velo Club Carrara in questo quarto trofeo Ginesi Gianfranco, primo atto della 2 giorni dedicata al ciclismo giovanile. Infatti a meno di 24 ore di distanza dalla prova riservata ai giovanissimi che stiamo seguendo adesso si è svolta la prova riservata alla categoria esordienti, valida come quinto trofeo contatto pubblicità, che potrete seguire sulle nostre frequenze al termine di questa sintesi, quindi tra qualche minuto. Intanto continuano gli atleti della categoria G5, 4 tornate al termine per loro. Il gruppo ha viaggiato compatto in queste prime fasi di gara, niente da segnalare, a differenza della categoria G4 dove c'era stato un attacco a 2 di Zanetti e Poli. Qui c'è un forte controllo e questo fa sì che per il momento nessuno sia riuscito ad evadere dal gruppo. 2 giri alla termine intanto per i ragazzi della categoria G5. Noi ci apprestiamo quindi a vivere l'epilogo anche di questa prova. Sta per suonare la campana al gruppo che transita compatto all'inizio dell'ultimo giro, quindi ultimo chilometro per questi atleti, e a questo punto vedremo se sarà una volata o se qualcuno proverà ad evadere nelle ultime centinaia di metri e ad anticipare lo sprint. È una bella volata a decidere la prova della categoria G5, con il successo di Francesco Brugnoli del team Stradella davanti ad Elia Tarabella della Pozzese. Terzo è Mattia Dani del Velo Club Carrara. Quarto Matteo Bozevic della Stradella davanti al compagno di squadra Matteo Zanetti. Tra le ragazze il successo di Giada Manfredi della Regolo Cinquale
davanti ad Erika Noto del Velo Club Coppi Lunata Altopac, terza Jessica Fiorini della Carube Progetto Giovani, quarta Sara Orlandi del Pedale Pietrasantino, quinta Nasir Maruf dell'Unione Sportiva Fiumaretto. Archiviata quindi anche la prova riservata alla categoria G5, non ci resta che seguire l'ultima gara in programma quest'oggi, quella riservata alla categoria G6. Ricordiamo, non ne avremo il tempo dopo, la classifica per società al termine della giornata riservata ai giovanissimi in questo quarto trofeo Ginesi Gianfranco. La società che ha avuto più partecipanti al via è stata la Carube Progetto Giovani con 19 atleti davanti alla Pozzese che ne ha schierati 18. La società organizzatrice, il Velo Club Carrara, ha preso il via con 15 ragazzi. L'Unione Sportiva Fiumaretta ne ha schierati 14. Per quanto riguarda invece la classifica a punteggio, mentre noi entriamo ancora una volta nella griglia degli atleti al via della categoria G6 che dovranno percorrere 12 giri, classifica a punteggio al termine delle 6 gare, vinta dalla Regolo Cinquale Pontremolese con 31 punti davanti al Pedale Pietrasantino con 25, terzo posto per la Carube Progetto Giovani con 21, quarta il Velo Club Coppi Lunata Altopac con 19 punti. Intanto gli atleti della categoria G6 sono in corsa. Io ne approfitto un'ultima volta per ricordarvi gli sponsor a fianco della organizzazione: la Unipol SAI Assicurazioni Agenzia di Carrara, Studio d'Arte Cave Michelangelo Marmi Barattini, Carlo e Raffaella Pronto Moda Matteo Moda, Larderia La Stazione di Colonnata di Guadagni Bruna, Edilizia Sermattei e Company Costruzioni e Ristrutturazione Edili, Anteas Cisl Massa, la VT System SRL, Eco Impianti di Geraci Impianti Elettrici, Conad City a Castagnara Massa. Per quanto riguarda intanto la prova della categoria G6, vediamo un zappello che si è avvantaggiato nei confronti del resto del gruppo, zappello forte di circa 5 unità e poco più indietro tutti gli altri. Questa è una gara un po' più lunga, misura 12 km, questi sono gli atleti che il prossimo anno faranno il salto nella categoria esordienti, quindi ovviamente atleti che già hanno una gestione della corsa diversa rispetto ai loro colleghi delle categorie inferiori. Intanto si aspetta l'epilogo della prova con un terzetto che adesso ha preso il largo nei confronti degli altri partecipanti, però si applaude chiunque, si applaude tutti i ragazzi perché tutti meritano l'applauso quest'oggi. Intanto, come vedete, lo spauracchio della pioggia se n'è definitivamente andato, adesso splende il sole sulla zona della corsa. Fino a 2 ore prima della partenza stava piovendo, si erano un po' preoccupati gli organizzatori, ma alla fine il bel tempo l'ha fatta da padrone e ha reso possibile il perfetto svolgimento della corsa. Intanto continuano i passaggi della categoria G6, ultima prova quest'oggi nel quarto trofeo Ginesi Gianfranco, l'organizzazione a cura del Velo Club Carrara 1961, che sarà impegnato anche nel giorno successivo nell'organizzazione della prova riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno, valida per il quinto trofeo Contatto Pubblicità. Ricordiamo anche l'appuntamento organizzativo del 13 luglio con il trofeo Falorni giunto alla 48esima edizione per esordienti primo anno e del 12esimo trofeo Musetti per esordienti secondo anno. Intanto siamo ormai verso l'epilogo della prova riservata alla categoria G6. 3 tornate al termine per questi ragazzi, inizia la fase di studio tra coloro che sono sulla testa della corsa, ci si inizia a controllare in vista dell'epilogo. Si è avvantaggiato questo zappello di 5 unità, siamo ormai in vista del suono della campana, transitano gli atleti davanti alla nostra telecamera, inizia quindi l'ultimo giro di questa prova della categoria G6 nel quarto trofeo Ginesi Gianfranco, organizzazione del Velo Club Carrara. Elisabetta Fambrini segna i passaggi degli atleti e noi stiamo per applaudire il vincitore della categoria G6, in quanto mancano poche centinaia di metri al termine di questa ultima prova di giornata. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché al termine di questa sintesi andrà in onda la sintesi della gara riservata alla categoria esordienti che si è svolta il giorno successivo ed è lanciato lo sprint per il primo posto con la vittoria di Tommaso Dati dell'Unione Sportiva Pozzese davanti a Samuele Olivi del Pedale Pietrasantino
poi la coppia della Regolo Cinquale con Luca Masnadi e Stefano Giunta. Quinto è Edoardo Petri German del Velo Club Carrara. Tra le ragazze il successo invece è andato a Milena del Sarto del Velo Club Coppi di Lunata Alto Park. A questo punto le ultime battute prima di passare la linea alle interviste. Io vi ricordo di rimanere collegati. Al termine delle interviste ci sarà un piccolo break pubblicitario e poi la gara quinto trofeo contatto pubblicità esordienti primo e secondo anno. Bernardo Simoncini, uno degli sponsor e organizzatori di questa bella manifestazione, tanti partecipanti, veramente visto il clima di stamattina pensavamo che le cose non potessero andare così bene. Ma eravamo fiduciosi, le previsioni erano che nel pomeriggio sarebbe venuto il sole e i ragazzi, ci sono stati tutti una buona partecipazione, ci sono diverse società che sono venute da Pisa, da Lucca, da Spezia, perciò è già 5 anni che facciamo questa gara e vedo che ogni anno abbiamo sempre più partecipanti. Oltretutto dicevo una partecipazione anche qualificata, abbiamo visto tante società e soprattutto tanto entusiasmo anche nel pubblico. Ma sì, in queste categorie qua abbiamo tanto entusiasmo, io vedo che sono tutti partecipi, dai ragazzi ai genitori, agli sponsor, a tutti coloro che si fanno presenti in queste piccole manifestazioni. Però voglio dire, io oggi vedo tanti ragazzi, vedo tanti genitori, sono felice per loro, si sono divertiti, non ci sono stati incidenti e questo è fondamentale per i bambini soprattutto, perché almeno si divertono e hanno una giornata di passione di ciclismo anche questa. L'appuntamento quindi al 2015 senz'altro. Ma sì, noi domani abbiamo un'altra gara importantissima, quella degli esordienti di primo anno e secondo anno. Abbiamo già 130-140 iscritti, perciò sarà già domani un altro lavoro, un'altra giornata faticosa per noi, però l'appuntamento è ormai consuetudine per ogni anno. La gara giovanissimi, ricordo di Gianfranco Ginesi che è stato uno dei direttori sportivi fondamentali di questa società del Velo Club Carrara e noi vogliamo ricordarlo tutti gli anni con questa grande manifestazione. Giorgio Zanobini del Velo Club Carrara Carlo e Raffaella è uno, diciamo, di coloro che collaborano da tanti anni per la riuscita di queste manifestazioni e, come dicevo, oggi veramente dovete essere soddisfatti per il bel lavoro che siete riusciti a mettere in atto. Beh sì, ti dico che stamattina eravamo un pochino preoccupati per il tempo, perché alle 2 pioveva ancora, però si è risolto tutto bene, dai, una bella partecipazione del pubblico, tanti bambini, d'altra parte le gare sono tante, lo sai che ormai ci dobbiamo accontentare della provincia di Lucca e della provincia di Massa, però ringrazio anche la provincia di Lucca perché ha partecipato con tutte le sue squadre, alla fine è stata una bella giornata di sport. Dicevo, tanti collaboratori, vuoi ringraziare qualcuno in maniera particolare? Ma guarda, i collaboratori sono tantissimi, da dover elencare probabilmente tralascio qualcuno, però dico insomma siamo una bella squadra, via. Anche i direttori sportivi ci hanno aiutato, i genitori ci hanno aiutato tutti, siamo contenti di come sono andate le cose. Per allestire questa manifestazione c'è bisogno anche di tanti sponsor e credo che in molti abbiano risposto presente alla vostra manifestazione. Sicuramente, guarda, basta che guardi i cartelli dall'Unipol di Berti e Lorenzi e Chiartelli alla Conad, soprattutto poi Carlo Raffaella che è uno sponsor che da 20 anni ci sostiene. Però c'è anche il Fiorino, Contatto Pubblicità, che oltre ad essere uno sponsor importantissimo ci ha anche ospitato in questa manifestazione. Ed ora abbiamo ai nostri microfoni la presidentessa del Velo Club Carrara, Carlo e Raffaella, Roberta Tramontana. Abbiamo visto stanca, ha detto, ma soddisfatta? Sì, sicuramente molto soddisfatta. Io quando vedo correre i bambini in bicicletta per me è sempre una soddisfazione. Devono divertirsi e questa è la cosa che noi gli insegniamo. La nostra squadra è una famiglia ormai, perché ormai è una grande famiglia e quando poi le corse vanno come sono andate oggi, che non cade nessuno, i bambini si divertono, per me è una grandissima soddisfazione. Devo anche dire che siete riusciti a mettere insieme un bel gruppo di persone e questo è fondamentale anche per il proseguo dell'attività. Sì, sicuramente, siamo molto affiatati e
e riescono sempre molto bene le nostre corse. Lei mi diceva che è 3 anni che è la presidentessa del Velo Club Carrara, soddisfatta di questa esperienza? Sì, anche se io non sono contenta. Io facevo parte della Velo Club già quando mio figlio ha cominciato da G1 a correre in bicicletta, di conseguenza per me è rimasto tale quale come quando lui correva in bicicletta, non è cambiato niente. Questo è uno dei tanti appuntamenti annuali. I prossimi appuntamenti, a parte domani la gara degli esordienti? Domani ci sono gli esordienti e poi ne avremo un'altra a Camichele a luglio. E per i ragazzi l'appuntamento, abbiamo visto gli esordienti, ora ci saranno presto i campionati italiani, abbiamo visto che stanno ottenendo buoni risultati. Sei soddisfatta? Sì, soddisfattissima perché anche loro li vedo che sono proprio presi. Quest'anno stanno ottenendo degli ottimi risultati e di conseguenza andranno sicuramente sempre meglio. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.